Il comitato di quartiere San Vito ha preso ufficialmente posizione, esautorando di fatto la consigliera Stefania Pontarolo. Il referente del parco è un'altra persona, questo in estrema sintesi il senso del post. Tutto nasce da un nostro servizio sull'area sgambamento cani e sulla richiesta fatta proprio dalla Pontarolo di alcune giostrine adatte ai bimbi con disabilità. Sul posto c'era anche l'assessore Campagnolo che ha promesso di interessarsi della questione. Evidentemente questo non è stato accettato dal comitato di quartiere che ha preso posizione pubblicamente. Una scelta che però ha scatenato la dura reazione dei cittadini di San Vito che non hanno nascosto il proprio disappunto con dei post chiari su Facebook. Cristina scrive: «Non conosco le problematiche all'interno del Consiglio, ma dal mio punto di vista Stefania ha fatto un bel lavoro facendo utilizzare l'area di sgambamento, rendendo un servizio ai cittadini umani e pelosi del quartiere». Caterina chiarisce: «Sono stata io a scrivere una lettera al sindaco e a raccogliere le firme per avere l'area per i cani in via Cogo. La Pontarolo si è fatta in 4 per aiutarci, così come il consiglio di quartiere tutto. Non strumentalizziamo questa vicenda». E poi c'è Andrea che posta: «Io sono di San Vito e ho un cane. Sapevo che i referenti erano Moranduzzo e la Pontarolo. Toglierla dall'area cinofila è stato un colpetto un tantino basso, tanto più che molti qui si stanno lamentando». Insomma, a San Vito è scoppiata la polemica, proprio come succede con le beghe politiche. E invece, nei comitati di quartiere, bisognerebbe lavorare esclusivamente per il bene della comunità.